La prima domanda, purtroppo debbo temere che non vi sarà una crisi a breve, perché i colleghi del PD, dell'UDC e dei gruppuscoli, i molti Voltagabbana che eletti nel centrodestra hanno ingrossato in questi 3 anni le fila del sostegno al governo Crocetta, di dimettersi nonostante i mugugni continui in aula e fuori aula, non ne vogliono proprio sapere. L'attaccamento alla poltrona è tale e tanto che fa passare tutti i mal di pancia. Non dimentichiamo che in occasione dell'ultima mozione di sfiducia che abbiamo proposto in aula, persone, segnatamente deputati di primo piano del PD, che erano arrivati alle querele col governatore Crocetta e che la mattina avevano dichiarato urbi et orbi che non avrebbero mai votato la sfiducia, poi il pomeriggio, sia pure a capochino sia pure sottovoce, al momento di votare hanno detto no alla sfiducia. E quindi da personaggi dissilfatti io non mi aspetto nulla di positivo. Se si ha un sussulto di orgoglio da parte di questi signori e riusciamo a trovare 46 firme o 46 deputati che si dimettono, io sono il primo di questi 46 e potremmo tornare al volo. Per il centrodestra ha avuto e ha in parte ancora grandi difficoltà al suo interno, è un problema non solo siciliano, ma lo sapete meglio di me, nazionale. Non tanto la sconfitta elettorale, perché poi Berlusconi con la sua campagna elettorale era riuscito quasi a pareggiarla e anche in quel caso c'è stato qualche errore marginale che avrebbe consentito comunque di vincere quantomeno alla Camera, però in questi 2 anni di grande incertezza, di collaborazione che evidentemente il nostro elettorato non ha visto assolutamente bene con il governo Renzi, faccio riferimento al patto del Nazareno, che poteva avere anche una sua nobiltà di intenti, nel senso che le riforme e quelle istituzionali in particolare dovrebbero farsi assieme, però l'elettorato nostro non l'ha capito. È come se tutto sommato avessimo fatto, in alcuni casi purtroppo l'abbiamo fatto da stampella al governo Renzi, supplendo alle mancanze e alle critiche di una parte della sinistra. Però dicevo, nonostante questo abbiamo ora dei dati positivi. Le ultime elezioni sia regionali sia comunali hanno fatto capire che un centrodestra unito, perché questa è l'elezione che io ho molti amici dell'estrema destra, sulla destra, io vengo dalla destra, mi sento un uomo di destra, non a preferenza di altri, ma insomma rivendico questo mio ruolo. Questa elezione ha fatto capire che i percorsi isolati non portano a nulla e quindi necessariamente la mia idea sarebbe quella di rifondare completamente un nuovo soggetto politico. Credo che Berlusconi stia lavorando in questo senso, anche se ancora l'approdo finale non è del tutto chiaro, ma un centrodestra unito e assolutamente competitivo in regioni come la Sicilia è assolutamente imbattibile. Certo, se poi ci presentiamo con 2 o 3 candidati, nulla da fare. Il discorso del Nulla Musumeci è pregevole, perché in questo momento di diffidenza nei confronti dei partiti, di tutti i partiti, non dimentichiamo che alle ultime elezioni comunali i simboli dei partiti presenti sono stati solo in pochissimi comuni e lo stesso PD, che pure è stato il simbolo maggiormente presente, non era presente nella totalità dei comuni siciliani in cui si è votato. E quindi il discorso di Musumeci è rivolgersi direttamente alla gente, al di là delle divisioni politiche, per creare una specie di movimento siciliano, di lista civica siciliana, è abbastanza interessante. Certo, da solo non basta, ma se tutto si inserisce in un'alternativa al governo Crocetta, nella creazione di una grande coalizione, veramente può costituire anche quel valore aggiunto. Sulle candidature al Presidente della Regione, al di là del mio affetto personale, della stima assolutamente incondizionata all'onorevole Musumeci, che per me sarebbe sicuramente il miglior candidato possibile, però credo che sia prematuro e credo che l'intelligenza dell'onorevole Musumeci non lo è tale e tanta da non porsi come unico candidato, ma di essere uno fra i potenziali candidati ed eventualmente avere l'intelligenza di collaborare a un progetto più vasto, anche non da Presidente, che io mi auspico però sia.